In questi giorni più di qualcuno, passando qui a Jesolo in spiaggia, si chiederà che cosa sia questa struttura. Ebbene, è un recinto che è stato creato appositamente per permettere alle uova che nella notte tra venerdì e sabato sono state depositate proprio qui da una tartaruga della specie caretta caretta di poter stare al caldo, potersi sviluppare e nascere tra circa 60 giorni. Sono stati alcuni cittadini ad accorgersi che la tartaruga stava deponendo le uova prima di rientrare in mare, nel tratto di arenile antistante la torretta di salvataggio numero 13 all'altezza di Piazzetta Casabianca. È la prima volta che una tartaruga depone le sue uova, circa un'ottantina, in una spiaggia veneziana, un evento più unico che raro di cui si è immediatamente occupata la Guardia Costiera. Sono intervenuti dei ricercatori scientifici dell'Università di Padova. Abbiamo fatto un tavolo tecnico sulla spiaggia, proprio a fianco al nido, che abbiamo subito recintato per fare in modo per preservarlo il più possibile ed evitare che la gente si avvicinasse. Le uova nelle prime 24 ore sono di una delicatezza mostruosa, dicono gli esperti, per cui abbiamo valutato diverse ipotesi, se lasciare lì il nido con una perimetrazione aggiuntiva oppure spostarlo e poi abbiamo deciso di far fare il giusto corso alla natura. La mamma tartaruga ha scelto di deporre le sue uova a Jesolo e se tutto va bene fra una sessantina di giorni un'ottantina di tartarughe nasceranno a Jesolo, per cui non è stato spostato il nido. Le uova si trovano sotto la sabbia. Sarà la temperatura poi a determinarne il sesso. Sopra i 29 gradi nasceranno femminucce, al di sotto maschietti. Quel che è certo è che saranno tutti dello stesso sesso.